Nella chiesa arcipretale di San Martino di Lupari è ora possibile ammirare la pala della Madonna con Bambino di Giovanni Battista Novello, riportata all'antico splendore dopo il restauro reso possibile grazie ad un finanziamento di Ancos Confartigianato Imprese Padova, che promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico del nostro territorio. Quest'oggi, grazie ad Ancos Confartigianato, restituiamo 3 opere d'arte a 3 comunità della zona padovana della diocesi di Treviso, la comunità di San Martino di Lupari, la comunità di Tre Baseleghe e la comunità di Campo San Piero. Oggi siamo a San Martino di Lupari e restituiamo appunto una pala di Giovanni Battista Novello della prima metà del Seicento, una pala con i santi patroni della parrocchia, interessantissima, soprattutto anche per la presenza di un autoritratto che abbiamo ritrovato dell'autore Giovanni Battista Novello, che si rappresenta nei panni del San Defendente dell'opera. Un'opera che risente degli influssi di Veronese ma anche di Palma-il-Giovane, presso il quale il pittore studiò da alunno a Venezia. Questo è un importante segno concreto che Confartigianato Imprese, assieme ad Ancos, fa per sostenere la cultura, che è sicuramente una nota importante nelle opere che abbiamo in tutta Italia. Questi interventi sono importanti per dare l'opportunità di lavoro a degli artigiani che possono esprimere effettivamente l'arte intesa come grande potenzialità di connubio tra la mente e le mani. Ancos è un'associazione che cura in maniera particolare 2 aspetti ben specifici e anche ben distinti. Col 2 per 1000 cura la tutela e il recupero del patrimonio artistico, culturale e anche architettonico dei nostri valori, dei nostri territori. Col 5 per 1000 cura più aspetti definiti verso il welfare. Quando parliamo di progetti volti al recupero del patrimonio artistico ci riferiamo proprio a richieste che vengono dai territori, dai nostri territori, in merito proprio ad operazioni come quella a cui assistiamo questa mattina. Un grande risultato oggi come concreto, come sono gli artigiani. I restauratori sono dei veri professionisti, hanno dato vita a questa pala tornata all'antico splendore.